Amici di Generazione Non Stop, siamo a progetti per l'estate, come potete vedere, e oggi l'ospite in questione è Gennaro De Stefano, ovvero conosciuto come Jenny D, un noto DJ e produttore. Ha fatto delle cose bellissime. Me ne parli tu? Ciao Jenny! Ciao, ciao Omar, ciao a tutti quelli che ti ascoltano, che ti guardano. Ed eccoci qua, grazie per questa occasione. Un grandissimo piacere, hai fatto delle cose veramente straordinarie. Ce ne vuoi parlare tu? Come hai iniziato? Come è iniziato la tua carriera? Ma allora, la mia carriera credo che sia iniziata un po' come è iniziata quella di coloro che scelgono di fare questo tipo di lavoro, essere artisti e lavorare con la musica. Quindi la classica gavetta, insomma, nei posti più piccoli, per poi arrivare ai vari club, per quanto riguarda appunto il lavoro come DJ, che è uno dei miei ruoli. Poi parallelamente insomma, ho iniziato a fare musica, però davvero piccolino, insomma, parliamo dei primi anni 90, 96-97, quindi sono stati un po' di anni, e da allora è stato tutto un po' un crescendo, no? E un maturare le esperienze fino ad arrivare a questi sono i risultati che ho ottenuto oggi. Quindi tu mi dicevi che hai iniziato suonando comunque, sei un musicista. Sì, io ho studiato pianoforte ed è stato, come dire, fondamentale anche perché i tipi di musica che faccio io sono diversi. Lavorando sia per me, quindi producendo la musica che insomma mi rappresenta e facendo anche musica per terzi, mi trovo a fare anche diversi tipi di generi musicali che possono spaziare dal pop alle colonne sonore, alla dance, ma il comparto è davvero ampio, per cui saper suonare uno strumento è fondamentale, al di là come dire, del vestito che poi va a dare un brano o un progetto. Allora, passiamo avanti e poi magari ritorniamo indietro. Mi fai vedere qualche tuo album, qualche tua produzione, con chi hai collaborato? Sì, allora, uno degli ultimi lavori che ho fatto, te lo posso fare vedere che è qua. Ho fatto un remix per i Network, magari chi non se li ricorda posso citare i loro brani che sono stati fatti negli anni 90-2000, sono Memories, Passion, tra i più famosi. E questo qua, che tra l'altro è una versione limitata in vinile. Lo ricordiamo anche Memories, bellissimi. Esatto. Insomma, quest'ultimo brano qua che hanno fatto appunto alla fine dell'anno scorso, e mi è stato affidato di fare il remix ufficiale, quindi tra l'altro è andato molto molto bene, tanto da fare appunto un'edizione limitata per tutti i fan che li seguono in vinile e anche insomma, con i vari supporti sia analogici che digitali. È già uscito il pezzo? Sì, è uscito a novembre e dicembre, prima era il periodo quello in cui è uscito, ed ha fatto diverse compilation di settore, tra cui top hits, diverse classifiche, passaggi radiofonici davvero ampi, quindi insomma è stato davvero un bel risultato. Questo è stato, diciamo, uno degli ultimi lavori che ho fatto. Grandissima, veramente grandissimi DJ, hanno fatto un po' la storia della musica. Poi facci vedere qualche altra cosa che hai fatto, con cui Poi hai fatto. vado un po' random in realtà perché ne ho fatte davvero innumerevoli di cose, quelle che Ok, posso avere magari a livello fisico, che ho qua diciamo, in perfetto. loco. Ad esempio, ho fatto qualche anno fa per la Carrà, ho fatto un remix, non so se si riesce a vedere, e Sì, il brano in questione era Replay, il periodo Raffaella in cui Carrà. la The Voice, la Carrà. Insomma, io lavoro da diversi anni per un'etichetta che si chiama Do It Yourself, e con loro faccio diversi lavori, sia remix che inediti, insomma, che sono usciti nel tempo, e questo è uno di quelli. Poi ho fatto anche altre cose, tipo un remix ufficiale restando sempre in Italia, perché ho fatto anche cose per l'estero. In Italia ho fatto per Giusy Ferreri, che il brano in questione era Partite Adesso, che è uscito qualche settimana fa, questo per la Sony Music, e proprio con loro collaboro da qualche tempo, grazie anche insomma, i vari risultati che ho ottenuto negli anni. Mi hanno contattato
nel 2014 se non erro, ho iniziato con loro a fare queste compilation di un locale che sicuramente tutti conoscono, che è il Papete. Ok. E faccio queste compilation ormai da 6 anni a questa parte ed credo sia uno dei grandi risultati che sono riuscito ad ottenere in questi anni di lavoro, anche per la continuità, no? Perché poi soprattutto... Hai fatto grandi cose, quindi hai fatto grandi lavori e hai collaborato con grandissimi artisti. Sì, il bello di questo lavoro è anche quello, no? Riuscire a cioè, considerare questo lavoro, se lo fai il lavoro, un percorso, non un punto d'arrivo, no? Perché magari puoi ottenere dei risultati che ti possono essere grandi in quel momento, ma poi in realtà con il tempo e con l'esperienza che maturi puoi dire di aver raccolto più arricchito più che altro il tuo bagaglio, no? Insomma, non è mai una fine, almeno questo è il mio punto di vista. Sono degli avvenimenti, dei contatti che si hanno pian piano, quindi facendo bene il proprio lavoro, poi man mano le cose riescono ad andare avanti, insomma. Assolutamente, sì, poi sai, il confronto poi tra artisti è fondamentale perché puoi scambiare le idee, i punti di vista, i modi di eseguire magari un brano e quindi carpire anche le altre visioni. Magari ci sono le varie contaminazioni, le varie esperienze. Esatto, sì, accomunare poi le varie esperienze e come si dice dalle mie parti, figli e porta a casa, no? Sì, infatti. Bene, ma queste esperienze poi alla fine cosa ti lasciano dentro? Riuscire a fare questi lavori, a differenza magari di tanti altri tuoi colleghi che non riescono a avere questi contatti e a fare lavori per grandissime case discografiche, insomma, ti senti orgoglioso di fare questo lavoro e di aver fatto quello che già hai fatto nella tua carriera? Guarda Omar, io questo lavoro me lo sono, come dire, scelto e voluto e non è stato per nulla facile, lo voglio dire, perché ci ho messo, cioè quando ho iniziato nel 96, iniziare ad ottenere i primi risultati concreti ci sono voluti diversi anni, quindi insomma le varie gavette, i vari step li ho fatti tutti, di porte chiuse in faccia ne ho avute tantissime. Però mi sono sempre ricordato di un aneddoto che mi era capitato appunto agli inizi, in cui un produttore mi disse sii te stesso e fai qualcosa che sia diverso dagli altri. E su questa frase, su questo, come dire, su questa considerazione ho basato la mia crescita professionale, perché è facile dire vedo una cosa che funziona e la seguo, no? Io so che hai fatto anche qualcosa per i cartoon. Il mondo del mondo dei cartoon. Esatto, come ti dicevo, diciamo io lavoro anche molto per terzi, no? Quindi per siti grafiche, per privati, vado a realizzare diverse cose. E quindi hai creato... Esatto, da un decennio a questa parte insomma mi occupo anche del mondo kids, quindi dei bambini, dove vado appunto a realizzare sigle televisive per cartoni animati e quant'altro. È un mondo bellissimo perché poi anche lì l'approccio cambia, no? Nominane qualcuno. Allora, ho rifatto anche dei classici come ad esempio La signora Minù, che magari quelli della mia generazione si possono ricordare, Denver. Non era quella col cucchiaino quella? Esatto. Ah, ok. Esatto. In pratica sono state fatte delle riedizioni perché comunque erano dei cartoni animati datati, quindi magari sono stati rimasterizzati, fatte cose così e quindi sono state rifatte magari le sigle televisive, come appunto ti dicevo ho rifatto quella, ho rifatto Denver piuttosto che Pokémon. Denver. Di recente ho fatto tipo Super Quick Heroes e altri cartoni, insomma ne ho fatti di avere tanti, tra cui ho vinto anche qui al Cartoomix, qui a Milano fanno una fiera ogni anno che si chiama appunto Cartoomix, dove vanno ci sono diversi eventi e lì sono stato premiato nel 2018
come potete vedere, insieme ad Elisabetta Viviani, c'erano diversi artisti di Elisabetta Viviani, quella che cantava Heidi, magari qualcuno se la ricorda. La cantante di Heidi, quindi. Esatto, sì. No, c'erano diversi artisti, doppiatori, perché poi è anche un mondo davvero ampio, no? Ci sono diversi ruoli, diverse mansioni in questo mondo qua, come poi anche quello della musica. No. Sì, perché poi la cosa bella che tu fai è che comunque sia, cioè non ti basi solo sulla discoteca, sul mondo della notte, quindi sei addentrato in quel mondo. Cioè tu vari da appunto Raffaella Carrà, che sì, comunque sì, era un pezzo magari ballabile, tutto, però i network e i cartoni animati, e poi mi dicevi che hai fatto tantissime altre cose. Dico, quindi produrre per diverse tipologie è ancora più complicato, perché comunque la tua mente deve essere proiettata in discoteca, deve essere proiettata nel mondo dei bambini, quindi sono due cose quasi opposte, completamente diverse. Faccio vedere una cosa a cui ho lavorato e è stato un successo mondiale. Ovviamente il merito non è mio, o meglio non è solo mio, ma di chi ha anche scritto i brani, che è questo qua, il Pulcino Pio. Ah, ok. E in pratica io sono andato a realizzare, ho arrangiato tutti i brani dell'album, che poi è uscito dopo lo scoppio della canzone che tutti conoscono, e anche se non avessi fatto precedentemente sigle per cartoni animati, ad esempio, magari non avrei potuto affrontare quel tipo di progetto, e quindi tutto si va ad incastrare, no? Quindi più esperienze mature, soprattutto nel mio campo, lavorando anche per terzi, devi comunque dare un prodotto, cioè devi riuscire come dire, a rendere in musica ciò che chi ti chiede il prodotto deve essere, e quindi riuscire a immagazzinare più informazioni possibili da tradurre poi in musica è fondamentale. Quindi più esperienze maturi, più hai possibilità di fare cose che magari sono diverse da quello che poi ti piace o vuoi proporre soltanto come artista. Cioè se io magari come artista propongo dance, però nessuno mi vieta di poter fare cose per altri che vadano come dire, ad affacciarsi su altri generi musicali, su altri mondi totalmente diversi. Però come DJ, ecco, sono stato più a Miami, Germania, insomma, come estero ho fatto queste zone qua. Miami è stato figo perché comunque era un contesto in cui ci sono vari tipi di lavori, quindi il confronto poi anche con gli altri artisti, produttori, lì è davvero importante. Ho suonato con Federico Scavo piuttosto che con Two Guys, con Ben DJ, questi artisti qua. È stata una bella esperienza, dai. Ho suonato, è stata una bella esperienza. Bello, hai fatto... Sono tutti tasselli, no? Nulla è, come dire, è fondamentale. Ogni percorso è fondamentale per creare quello che sei. Bellissimo, sono veramente contento di averti conosciuto e mi ha fatto davvero piacere conoscere così un artista, un produttore che comunque ha fatto tantissime grandi cose. Mi ha fatto davvero piacere. Allora, grazie per avermi ospitato nella tua rubrica. Spero di vederti presto, allora, di incontrarti presto, va bene? Perfetto, volentierissimo. Grazie mille e alla prossima. Grazie per essere stato con noi a Generazione Non Stop. Grazie a te. Ciao.